Cari amici, benvenuti ad una nuova edizione del Piccolo TG, il TG del Piccolo Rifugio che riscuote sempre tanto successo. Sono qui con Giacomo, ciao Giacomo. Ciao. Eccolo qua, e quindi quest'anno, in questa nuova edizione, andremo a parlarvi di un nuovo progetto che ha visto come protagonista il Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto. Integrazione e inclusione delle persone con disabilità attraverso lo sport. Offrire alle persone con disabilità occasioni di benessere e autorealizzazione. Questi sono gli obiettivi del progetto Mens Sana in Corpore Sano, realizzato da Volontari Insieme CSV di Treviso a seguito del concorso di idee 2017. Volontari Insieme ha scelto di sostenere il progetto presentato a questo concorso di idee dall'alleanza di due associazioni, Anfas Treviso e l'associazione Lucia Schiavinato di Vittorio Veneto. Quest'ultima, nata nel 1995, si dedica ad organizzare occasioni di amicizia e divertimento per persone disabili adulte del territorio di Vittorio Veneto e dintorni. L'operato dei volontari dell'associazione Lucia Schiavinato si fonda sui valori umani e cristiani della serva di Dio Lucia Schiavinato, la fondatrice dei Piccoli Rifugi. In questo telegiornale vi racconteremo le attività del progetto Mens Sana in Corpore Sano, realizzate quindi dall'associazione Lucia Schiavinato nell'area di Vittorio Veneto. C'è da dire che queste attività sono rese possibili grazie ad una rete preziosissima di partner che ringraziamo sin da ora. Cominciamo però ora con i servizi e partiamo dal corso di ginnastica e armonia con ASD Ginnastica Vega. Un ringraziamento particolare alle insegnanti Silvia Zara ed Eleonora Moras che sentiamo nel servizio. Allora, siamo qui a ginnastica artistica e gli chiediamo cosa facciamo in ginnastica artistica. Buongiorno. Allora, in questo progetto che abbiamo fatto con il Piccolo Rifugio abbiamo proposto un'attività di movimento e armonia sulla musica con l'utilizzo di piccoli attrezzi come palle e cerchi per sviluppare soprattutto equilibrio e scoprire insomma dei nuovi modi di muoversi, di alzarsi, di utilizzare il proprio corpo nello spazio. Come si sono comportati in questi corsi i ragazzi? Allora, hanno partecipato tutti molto volentieri, abbiamo fatto le prime 2 lezioni di conquista emotiva fino a quando ci siamo voluti bene a vicenda e quindi abbiamo lavorato in armonia con loro assolutamente. Ti è piaciuto questo corso? Mi è piaciuto molto, è stata un'esperienza molto motivante sia per noi insegnanti che per voi, penso. E la porterò sempre con me perché è stata un'esperienza davvero bella. Grazie, linea allo studio. Ciao! Rieccoci in studio qui al Piccolo TG, ci ha raggiunto Paolo. Ciao Paolo, tutto bene? Sì, Molto bene, molto bene. Ti sta piacendo questo telegiornale? sì. Perfetto. Andiamo avanti quindi e ora andiamo a parlarvi del judo. Uno dei corsi che si è tenuto qui al Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto è stato il corso di judo con Kodokan Judo Vittorio Veneto, tenuto da 2 amici di lunga data del Piccolo Rifugio, Enrica Cattai e Sergio Posocco. Vediamo le immagini montate per noi dal nostro tecnico di fiducia Tommaso Bisagno. Rieccoci tornati in studio. Carissima Cristina, come va?
Sto bene. Ecco, stai bene, ecco, molto bene, molto bene. Andiamo avanti e ricordiamo le molteplici attività di questo progetto Mens Sana in Corpore Sano. Oltre al judo, quest'anno è stato fatto anche un corso di ginnastica posturale con Marta Sommariva. Anche l'ho fatto. Ecco, anche tu l'hai fatto, ti sei divertita? Sì, madonna. Ecco, molto bene. Ed oltre a questo, anche un evento culturale ha fatto la sua parte in quest'anno di Mens Sana e Corpore Sano. Infatti a fine marzo è stato organizzato al piccolo rifugio di Ponte della Priula, è stata organizzata la presentazione del libro sul paraciclismo Due pedali per volare, scritto da Carlo Gugliotta e pubblicato dalle edizioni Alba. Ora voltiamo pagina e parliamo di Shiatsu, perché un ciclo di trattamenti Shiatsu personalizzati, per quanti tra le donne e gli uomini del piccolo rifugio ne avevano più bisogno, si è tenuto proprio qui al piccolo rifugio di Vittorio Veneto. A tenere questi corsi è stato Massimo Marton. Andiamo a vedere il video. Lo Shiatsu è tanta roba, è una disciplina che nasce in Oriente molti anni fa. E lo Shiatsu agisce sia a livello muscolare che comunque a livello molto più profondo. Ha effetti positivi sull'umore per cominciare, per poi comunque andare a curare quei piccoli malanni di cui tutti più o meno soffriamo. Questo è già il terzo anno che il piccolo rifugio mi chiama e sono molto contento e vedo che anche gli ospiti sono molto contenti e c'è stata veramente una bella risposta e ho dei bei ritorni anche da parte dei genitori che vedono, avendo la realtà tutti i giorni sotto gli occhi, delle grosse differenze. Ed ora qui nel nostro studio ci ha raggiunto Marisa. Ciao Marisa, tutto bene? Ciao. Eccola qua. Tutto bene, tutto bene, tutto bene. Andiamo avanti perché abbiamo tanta carne al fuoco in questo piccolo TG. Andiamo a vedere il servizio dedicato alla biodanza in compagnia di Carla Cammi della Casa del Cuore. Linea alla nostra inviata. Buonasera, siamo qui al piccolo rifugio per incominciare la biodanza e volevo sapere cosa ti ha spinto a fare questo lavoro. Ciao a tutti, io sono Carla Cammi, sono un'insegnante di biodanza e mi ha spinto a fare questo lavoro la mia grande passione per la danza e il movimento, ma non quella tipica sul tutù con le punte. Mi ha spinto proprio il desiderio di danzare, di muovermi liberamente. E in questo la biodanza regna sovrana, nel senso che offre la possibilità a questi ragazzi e a chiunque di muoversi liberamente con la musica ed esprimere quello che siamo. Quindi a partire dalla musica e dal lavoro in gruppo, perché non si fa da soli, la musica muove dentro di noi le emozioni e di conseguenza noi ci muoviamo liberamente nello spazio, esprimendo una parte di noi attraverso il nostro corpo e il nostro corpo non mente mai. Grazie e linea allo studio. E questo era il nostro servizio. Ti è piaciuta la biodanza? Sì, molto. Carla è stata molto brava e ha avuto tanta pazienza con noi. E allora continuiamo perché tante sono le iniziative appunto di quest'anno. Una tra queste la partecipazione a numerosi eventi sportivi sul territorio. Il Gran Raid delle Prealpi Trevigiane, la marcia di Nordic Walking a San Simon coi Baston, la Pedalavis a Vittorio Veneto, la Corrin Rosa a San Vendemmiano, il Nordic Walking al rifugio Pranolz e la marcia con Giorgia nel cuore a Revine Lago. E oltre a tutte queste belle iniziative di carattere sportivo, la Little Run. Ormai non ha più bisogno di presentazioni, la Little Run, la corsa organizzata da Deborah Denardi e Alessandro Padovan nel giorno di Santo Stefano. Andiamo a vedere il servizio.
Mediterranean è una piccola corsa per un grande scopo. Cerchiamo di raccogliere fondi per il piccolo rifugio con questa camminata di 6 km e una corsa collinare di 15. Di nuovo quest'anno, siamo qui per fare questo momento di movimento, benessere e solidarietà. Sono le cose queste che fanno bene al cuore e all'anima, è troppo bello. Eccoci tornati in studio qui al Piccolo TG, continua il viaggio anche all'interno della nostra redazione. Chi abbiamo qui adesso? Patrizia. Tutto bene? Sì, grazie. Ti piace questo TG? Sì, molto. Meno male, ci eravamo messi d'accordo che dovevi rispondere così. Allora, andiamo avanti. Lunedì 3 giugno si sono svolte alla pista di atletica di Vittorio Veneto le gare del Dante, competizioni sportive tra gli studenti del Dante College a cui le persone con disabilità hanno preso parte come starter, giudici, capisquadra e spettatori, svolgendo inoltre assieme agli studenti una piccola marcia della solidarietà. E rimaniamo nell'ambito dell'attività fisica e ci spostiamo questa volta in palestra. La palestra Nathan Lab di Vittorio Veneto è stata teatro di allenamenti personalizzati per gli ospiti del piccolo rifugio, conclusi poi, possiamo anche dirlo, con un buon caffè tutti insieme alla fine. Tutto questo grazie alla generosità di Antonio Natale. Andiamo a vedere le immagini. E siamo quasi in chiusura di questo Piccolo TG edizione 2019. Chi abbiamo adesso qui? Maria Antonietta. Maria Antonietta, anche a te la domanda è d'obbligo. Ti sta piacendo questo telegiornale? Sì, ma a me piace molto fare queste cose. Le consiglieresti anche a qualcun altro? Sì, è bello se vedere come si svolge l'attività del telegiornale. Dietro le quinte, abbiamo visto il telegiornale Dietro le quinte. Siamo in conclusione, dicevo, ma non possiamo non parlare del laboratorio teatrale che ha visto protagonisti il Liceo Flaminio, il Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto, l'Istituto Città della Vittoria e il laboratorio Scuola Volontariato, grazie al grande contributo di Alessandra Farolfi. Andiamo a vedere un estratto dallo spettacolo che si è tenuto al Teatro da Ponte di Vittorio Veneto. Quello che ho vissuto in passato mi aiuta ad essere come sono oggi. Non devo mai dimenticare la strada che ho fatto e tutti i piccoli passi che mi hanno portato fin qui. Alice! Arrivo mamma, sono pronta! Grazie mille nonnina. Ciao cara. Vai Alice, la vita è una cosa meravigliosa, non bisogna mai avere paura di affrontarla. La vita è bella! E rieccoci in studio, siamo proprio in chiusura. Chi abbiamo qui? Lara. Lara e? Anna. Lara e Anna.
Allora, anche loro parte della redazione del Piccolo TG. È stato un bel laboratorio video che ha visto protagonisti tanti degli ospiti del Piccolo Rifugio per raccontarvi le attività di Mens Sana in Corpore Sano. Dal Piccolo TG è tutto, appuntamento alla prossima edizione.